Viaggiatori, buongiorno! Buongiorno! Altro weekend di mercatini, questa volta giochiamo in casa. Stiamo in provincia di Vicenza e ci troviamo ad Asiago, nel nostro splendido altopiano. Vedete dietro di noi il parcheggio misto autocamper, dove abbiamo sostato ieri sera ovviamente, noi sempre il venerdì di partenza per forza. Luke non vuole camminare neanche oggi, mamma mia, è un'agonia. Sebbene la giornata sia splendida e volevamo fare 4 passi. Ma li faremo, se la mette via. Il parcheggio comunque costa 5 euro 24 ore. Avevamo letto su Park4Night delle recensioni bruttissime in fatto di, non so, stalli storti, buche. Qualche buca c'è. Non è il dritto, però, ma non è esagerato. Insomma. Se a 700 metri dal centro di Asiago, 5 euro 24 ore. Semplice parcheggio, senza servizi, senza nulla, però secondo me tanta roba. Sì. Ora proviamo a fare un pezzo di ex ferrovia, passa in mezzo ai boschi, c'è un galleria, arriva fino a Tresca e Conca, quindi stamattina passeggeremo un po'. Oggi pomeriggio invece vi portiamo al Palaghiaccio, quindi al Palais Odegaard, non ci entriamo da tantissimo. Sì. Penso il primo Natale insieme. Sì, eravamo fidanzati ancora, quindi da mo'. E poi passeggeremo per il centro di Asiago, visitiamo i mercatini e vi faremo vedere un po' cosa c'è qui. Intanto proviamo a camminare. Sembra una roba normale, dico. E non ha freddo, che sta tremando, vi assicuro. A pochi passi dal parcheggio, questa è la situazione di quella che teoricamente dovrebbe essere la nuova area sosta di Asiago. Da quello che ho letto sembrerebbe così da un bel po', non capisco perché non si investa un po' sinceramente in questo tipo di turismo, anche perché l'area sembra fatta praticamente, è in un posto stupendo e non si capisce il perché non venga aperta, non venga finita. Se qualcuno lo sapesse lo scriva nei commenti, che siamo curiosi. Un'altra cosa bella da visitare sarebbe il Sacrario di Asiago, è quella torre che vedete là spuntare, però da quel che ho letto dovrebbe essere chiuso definitivamente per dei crolli strutturali che ci sono stati un po' di tempo fa e non c'è nessun cartello, non c'è alcuna indicazione su magari un restauro e una prossima apertura, quindi deve essere bellissimo da vedere. Comunque questa parte qua è ricca di storia che riguarda la prima guerra mondiale. Al Sacrario sono ospitate oltre 54.000 salme fra italiane e austro-ungariche, parte di ignoti ovviamente. È un peccato che non si possa visitare, speriamo riparino questa situazione. Il percorso che facciamo stamattina invece, da quel che abbiamo detto sempre, dovrebbe essere lungo 20 km, quindi sta a voi ovviamente arrivare fino a dove volete, perché è una tratta andata e ritorno, non è un anello, quindi sta a voi decidere se partire da Asiago, se partire da un comune limitrofo e fare un altro pezzo. Ora noi partiamo direttamente da Asiago e a piedi arriviamo fino a dove... Non faremo 20 km. No, però vediamo com'è. E poi a un certo punto trovi uno slittino gigante viola che è il colore di Michela, quindi vuoi passare a non vederlo?
Dopo circa una mezz'oretta si arriva alla prima stazione, a quella che era la stazione di Canove Roana. Come potete aver visto c'è ancora il treno, un pezzo della ferrovia originale. È carino da vedere, la passeggiata è bella, rilassante, facile. tutta in piano. Tutta in piano. Se avete una Al bici, sole si sta da Dio. bene, poi. Se avete una bici elettrica, ve la potete fare tutta ed è in mezzo alla natura, veramente bello e consigliato. Il tratto più suggestivo, teoricamente da quello che abbiamo letto, è dalla stazione di Cesuna a Tresche-Conca, dove si passa sotto alle gallerie, le vecchie gallerie della ferrovia. Stamattina non riusciremo a ricoprire tutta la distanza, infatti ci siamo girati e torniamo pian piano verso il camper. Vi lascio un paio di foto in impressione per vedere la parte del percorso più suggestiva. E vi lasciamo in descrizione i link di un paio di blog che abbiamo letto, che sono un po' più completi e spiegano meglio questo percorso che vi consigliamo molto. Ci vediamo al camper. Passeggiata finita ragazzi, qui di fianco al parcheggio c'è un ipermercato, il Migros, in cui potete trovare praticamente di tutto. C'è un caseificio e una cosa che non potete assolutamente perdere è il formaggio. No, io non vi sto neanche a spiegare il profumo. Abbiamo appena preso un pezzo di formaggio e aperitivo d'obbligo. Mamma mia. C'è un profumo che è inspiegabile. Vabbè, pappe, ci riposiamo un attimo e poi ripartiamo e ci vediamo giù al Palaghiaccio. Ciao! Ragazzi, ci siamo! Pranzo fatto. Pranzo fatto, pennichella no, fatti gli occhi da sonno, per quello. Se ci buttavamo giù adesso. Abbiamo deciso di ripartire subito. Faremo un po' di giro qua intorno e poi vi porteremo al Palaghiaccio e vi daremo qualche indicazione per Purtroppo poterlo non visitare. pattineremo. No, E non perché abbiamo Yuk, Dio grazie. ma perché c'è chi non vuole. Se avete l'equilibrio mio non fatelo, se avete l'equilibrio di Michela consigliate. Ci vediamo al Palaghiaccio. Ragazzi, arrivati al Palaghiaccio di Asiago, o come si dice in cimbro, in realtà il suo nome, Palahodegard, è il suo nome cimbro. Che rovetta! Ho letto. Carità. Allora, abbiamo scoperto oggi, noi ad Asiago ci siamo stati parecchie volte, ma abbiamo scoperto È imbarazzante qui averlo di scoperto fianco solo oggi. C'è un parco meraviglioso. Probabilmente siamo sempre venuti con l'oscuro e quindi... Non abbiamo mai visto. Ah, Ma ora vi spieghiamo due cosette. Nello stadio del ghiaccio di Asiago ovviamente si può entrare e pattinare col ghiaccio se volete provare l'esperienza. sul ghiaccio. Ma Sì. si può fare solo in orari specifici E giorni specifici. e giorni specifici, quindi c'è un calendario sul sito del comune di Asiago, vi lasciamo in descrizione il link. Perché qui giocano ovviamente. Ad hockey sul ghiaccio. È straconsigliato. Se avete la possibilità che venite di qua quando c'è una partita dell'Asiago, venite a vederli. Siamo perché stati tanti anni fa, tantissimi. Tantissimi, però è bellissimo. Un palazzetto Cioè, che comunque tiene nel più di senso, 1900 Vi persone. portate il cappellino, copertina perché fa freddo cane. Bombardino. Bombardini a nastro qui. Ora proviamo ad entrare che ve lo È faccio bellissimo. vedere che è stupendo.
Non si può comunque entrare sempre perché c'è la squadra di hockey che fa allenamento, c'è allenamento di pattinaggio artistico sul ghiaccio, ci sono dei buchi, si può entrare, affittare i pattini e provare a non slogarsi una spalla. In più si sono montati gli spalti, quindi secondo me a breve ci sarà una partita. Sì. Ho veramente consigliato, venite a vederla, portatevi una coperta, sedetevi, guardate lo spettacolo perché è stupendo. Tanta roba. Sì. Veramente. E poi pensavo ci fosse un sacco di gente. Tranquillissimo perché è appena aperto. Sì, Aperto vero. da 5 minuti. Vi lasciamo in descrizione i link dove poter vedere gli orari perché vanno da settimana a settimana, in cui magari venite a fare un giro e provate a non rompervi un femore. Che come ho carini fatto che io. sono quelli che cercano di stare in equilibrio. Ma ora ragazzi è giunto il momento di prendere il corso di Asiago, attraversarlo tutto e arrivare finalmente al mercatino di Natale di Asiago. Dove non vediamo l'ora di trovare la bancherella dove ci fa la polenta con il pomodoro. Ma abbiamo un ricordo di sta cosa che è 15-14 pazzesco. anni fa. E Ce l'abbiamo ancora qua. Quindi obiettivo trovare questa bancarella e non congelare, quindi ci vediamo alle casette di legno. E qua signori potrebbe essere un problema. Attenzione. Bombardino! ha appena fatto shopping in una bancherella dove avrei preso 3/4 delle cose. Mi sono tenuta molto. Tanta roba.